Bravo. Un polo culturale che vuole essere visto come polo di scambio, di conoscenza, di pace, di inclusione, di socializzazione e crescita umana. È per questo che il nuovo centro di Mussolente, che trova spazio nell'ex municipio ristrutturato, è stato intitolato al compianto dottor Giampaolo Negri, un'istituzione per il comune proprio perché è stato emblema del donarsi al prossimo. È l'uomo che con molta umiltà, con molta semplicità ha portato avanti la cultura in tutte le sue sfaccettature, non ultima, anzi forse la prima, la cultura della vita. Quella vita di cui dovrà pulsare il nuovo centro polivalente. Un investimento per i nostri giovani è un investimento per il nostro territorio. È un simbolo di pace questo, è stato anche detto. La cultura eleva le menti ma eleva anche il cuore, quindi la cultura come elemento di pace che porta la gente a sapere e a discernere le scelte più corrette e che vanno nei confronti e nel rispetto della vita. 1.410.032,97 euro, il costo esatto dell'opera, di cui 534.000 di contributo della Regione Veneto e 160.000 da parte del gestore servizi energetici. Un ampio parterre di amministratori, amministratrici, esponenti politici nel pieno stile di una campagna elettorale sempre più accesa, che non sono voluti mancare all'inaugurazione di quello che è stato definito punto di riferimento per l'intera comunità. Ospiterà tutta una serie di elementi e reperti storici, perché dalla storia riusciamo a recuperare il presente, il futuro soprattutto, e riusciamo a recuperare quello che è e che deve essere la nostra cultura futura per i nostri ragazzi.